Pronti? 1, 2, 3. Buono stavolta il segnale con il numero 3 di Tommy che prende il comando nei confronti di Timbuktu B. Numero 5 Untouchable LG squalificato. La squalifica per Untouchable LG nelle prime posizioni. Vediamo anche Vassallo. Intanto Tommy sembra intenzionato a cedere strada dopo 200 metri in 15.8, quindi Timbuktu B. Il nuovo battistrada su Vassallo che è partito bene dalla seconda fila del primo nastro. Va a chiedere strada a Nicola Bortolotti col suo Sauro e passa dopo 400 metri in 36. Vediamo in quinta posizione Pertebar che ora Karl Udorovic sposta a largo su Trifone Gall che è davanti a lui. Tanto 600 metri passati dal figlio di Axel Blackjet in 46 scarsi. Retta di là con Pertebar che cerca l'avanzata. Ora ai fianchi di Tommy e gradualmente si sta portando sui primi. Intanto Vassallo completa il primo giro in 1 minuto e 8 decimi. 13 Apollo F squalificato. Squalifica intanto le retrovie per Apollo F. Vassallo mantiene ritmo abbastanza sollecito. Sempre Timbuktu B nella sua scia affiancato da Pertebar. Poi Tommy terza la corda. Intanto chilometro che va via in 1:16 e 1. Vediamo all'esterno si è portato Francesco Virzì con Oscar Benal in anticipo su Attalo che è in terza pariglia. Tanto c'è l'errore di Timbuktu B che lascia la corda, quindi può sistemarsi nella scia del battistrada Pertebar. Problemi per Timbuktu B a buttarsi di dentro, quindi tutti lo devono schivare al largo. Intanto vediamo Oscar Benal che si è posizionato terzo su Attalo che prova l'avanzata, curva passata in 15.3 con Vassallo che è preso sotto tiro da Pertebar, attacca il Sauro di Karl Udorovic, sembra sul punto di poter passare a 400 metri dalla conclusione, quindi Pertebar è il nuovo battistrada. Ora però avanza minaccioso Attalo, siamo ai 300 finali con in vantaggio il figlio di Giuliano Star che deve difendersi da Attalo. Leggera difficoltà Vassallo, poi ci provano anche gli altri con Trifone Gall che si lancia in terza ruota, ultima curva passata in 15.3, retta d'arrivo con Pertebar che cerca lo stacco su Attalo, ma al largo di tutti è Trifone Gall, ultimi 50 metri, Trifone Gall sembra avere le energie più fresche ed è Trifone Gall che viene a vincere su Attalo, Pertebar e poi Ramses. Quindi vittoria per Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata con il figlio di Gruccione Jet per Enrico Montagna, i colori di Maurizio Scala. Trifone Gall è rimasto alla corda, poi ha spostato sull'ultima curva ed è venuto con spunto nettamente più fresco a battere i duellanti Attalo che alla fine ha avuto la meglio per il secondo posto e Pertebar che si deve accontentare del terzo, mentre al quarto abbiamo visto arrivare Ramses.